Ciao carissimo! La 10ª manifestazione in 2 mesi a Trieste dei No Green Pass ha raccolto 8.000 persone scese in città a protestare, secondo i dati della Questura. La marcia è iniziata alle 15 in Piazza della Libertà e ha percorso le principali vie del centro per poi ritornare al punto di partenza. È mancato però il servizio d'ordine di uno steward a ogni 100 manifestanti per fare in modo che non si generassero assembramenti e che venisse utilizzata correttamente la mascherina a coprire naso e bocca. Già la Questura aveva fatto sapere che se non fossero state rispettate le prescrizioni di pubblica sicurezza, i contravventori potranno essere puniti con l'arresto fino a 1 anno e con l'ammenda da 206 euro fino a 400. Vuoi il timore di ripercussioni, vuoi la paura di ricevere una multa, fin da subito gli stessi organizzatori hanno comunicato ai manifestanti di rispettare la normativa, fornendo mascherine e chiedendo un contributo con una colletta per eventuali spese legali da sostenere dopo la protesta. Utilizziamo le mascherine, utilizziamo il distanziamento in maniera scrupolosa, così faremo anche un corteo bello lungo. Se qualcuno non ha mascherine, venga qui al furgone, ne abbiamo un bel pacco. E stiamo facendo il giro con una cassa per eventuali spese legali, perché le sanzioni rischiano di essere pesanti. Questa volta ci stanno mostrando un bel muso duro, dovremo insomma armarci di conseguenza. Molti attendevano anche la presenza del portuale Stefano Puzzer, ma dopo il foglio di via ricevuto nella capitale non si è fatto vedere nella manifestazione odierna. La marcia è proseguita fino alle rive, dove all'altezza di via Mazzini il corteo ha dovuto deviare per non avvicinarsi a Piazza Unità, zona interdetta dall'ordinanza prefettizia caldeggiata anche dal governatore Massimiliano Fedriga. Questo è l'unico momento di tensione, quando i manifestanti si sono avvicinati alle forze dell'ordine a muso duro. In ogni caso, per qualsiasi evenienza, era anche pronta la camionetta con gli idranti. La gente come noi non molla mai! La gente come noi! Il corteo è poi proseguito fino a Piazza Goldoni, poi via Carducci, per ritornare in Piazza della Libertà passando per via Ghega. Si sono alzati cori contro il governo, contro il Green Pass, contro la politica tutta. Molti manifestanti hanno indossato la mascherina, a tratti hanno cercato di mantenere il distanziamento, ma ciò non è bastato, stando alla precisazione che la manifestazione non era autorizzata, proprio perché non è arrivata la lista degli steward a servizio d'ordine. Organizzatori e manifestanti verranno denunciati per la violazione delle prescrizioni del questore, che ha fatto propria l'ordinanza sindacale.